Dell'esordio stagionale, la Savino del Bene Scandicci batte 3-1 la Banca Valsabbina Millennium Brescia e strappa il pass per i quarti di finale della Supercoppa Italiana 2020, dove affronterà la Saugella Monza. Vittoria non banale, quella delle ragazze dei coach Barbolini, che hanno superato una Brescia combattiva in grado per la prima volta nella sua storia di rubare un set a Scandicci e più in generale di mettere in difficoltà la Savino del Bene nei primi due set e in quello finale. Brescia nella prima frazione non ha sfruttato il set point sul 23-24 e neppure sul 24-25 ed è stata così superata da Scandicci sul 27-25. Nel secondo parziale le ragazze di Mazzola hanno ribaltato il risultato imponendosi 25-27 e pareggiando il conto dei set sull'1-1. Dopo un terzo set chiuso 25-14 con un ace di Pietrini e vinto così agilmente dalla Savino del Bene, il quarto set ha visto invece la sfida tornare combattuta. La Savino del Bene, sotto 8-16, ha recuperato lo svantaggio e si è imposta 25-23 con una Stisiak, autrice di 29 punti, grande protagonista. Mercoledì la squadra di Barbolini tornerà in campo per il match dei quarti, in programma alle 20:30 contro Saugella Monza. La Brescia di Nicoletti, da 22 punti in questa gara, ripartirà invece dalle buone cose messe in mostra contro la Savino del Bene.